C'è il pienone al Sant'Elia per vedere la Juventus. Si battono tutti i record, oltre 60.000 persone per un incasso di quasi 133 milioni. Si vuole la Juve in crisi dopo la brutta sconfitta di mercoledì in Olanda e infatti dopo appena 5 minuti il Cagliari va in vantaggio. Gran tiro di Virdis e deviazione di Morini che inganna Zoff, 1-0. Per la Juventus è veramente un momentaccio. La sua reazione comunque non si fa attendere, ma è ancora disordinata. Il Cagliari, d'altro canto, è sempre vivo. Ecco Gori costringere Zoff in angolo. Lentamente, col trascorrere dei minuti, la manovra juventina prende consistenza. Il primo grosso pericolo, Becchi lo corre al 27esimo. È praticamente cominciato il tambureggiante force in bianconero, anche perché il Cagliari preferisce non sbilanciarsi e difendere il vantaggio. Becchi si impone con una bella serie di interventi su tiri degli attaccanti avversari e talvolta anche dei suoi compagni. L'azione juventina però non è molto lucida, soprattutto in fase conclusiva. Il primo tempo si chiude col Cagliari sempre in vantaggio per 1-0. Attacca ancora la Juve in apertura di ripresa. Ormai è praticamente un assedio. Il Cagliari pensa solo a difendersi e si affida per il contropiede, ora a Virdis, ora a Gori. La partita diventa anche nervosa, c'è qualche intervento al limite del regolamento e per questo Menegali distribuisce diverse ammonizioni. Ecco ora una incursione cagliaritana di alleggerimento che Gori conclude con un pallonetto che Zoff devia abilmente in angolo. La Juventus ha praticamente il dominio del campo, tuttavia non riesce a concludere. Per questo alla mezz'ora Parola manda in campo Anastasi al posto di Damiani. L'inserimento di Anastasi si rivela efficace perché il centravanti mette in crisi la difesa cagliaritana con alcuni cross dall'ala per Altafini. Il brasiliano è sempre in agguato e infatti non perdona proprio a 2 minuti dalla fine un clamoroso errore di Nicolai che, mancando la palla, consente a José di salvare ancora una volta la sua Juve. Ecco l'errore di Nicolai e la zampata di Altafini. È l'1-1 che permette ai bianconeri di compiere un ulteriore passo verso lo scudetto. Cari figlioli, date una carezza in momento in Washington dopo un lungo attenti le porte che sono destinate. Questo potere è solo quello dello non abbiamo. Audio Jungle.